E le conseguenze sull'economia del territorio cominciano a preoccupare anche il Veneto, dove i contagi sono arrivati a un centinaio. Allora andiamo in diretta al nostro Riccardo Porcu. Buonasera Riccardo, a te. Sì, buonasera. Il trend sembra essersi praticamente assestato, perché rispetto a stamattina sono una decina i casi in più accertati per coronavirus. In la gran parte dei casi, per l'appunto, si tratta di persone che però non hanno sintomi e quindi potranno restare a casa in isolamento, in quarantena per 2 settimane. Il Presidente della Regione Luca Zaia è pronto e ha sottolineato come vuole revocare l'ordinanza e far sì che da lunedì le scuole possano essere riaperte. Naturalmente tutto questo però ha portato già delle conseguenze evidenti per l'economia del territorio. Vediamole nel servizio che abbiamo preparato e poi nello studio. Se ci fosse stato un reale pericolo, non conveniva a nessuno esporci a un pericolo e quindi abbiamo detto andiamo. Finirà anche sta cosa, insomma, bisogna pure andare avanti. Alle Terme il coronavirus sembra solo una parola lontana. Anche oggi qui c'è chi arriva per qualche giorno di relax o per motivi sanitari. Le conseguenze della psicosi però si fanno già sentire. 40% di prenotazioni in meno per un comparto che porta ogni anno almeno 3 milioni di persone qui, tra Abano Terme e Montegrotto, con 5.000 dipendenti. I segnali di ripresa si vedono, anche perché qui non c'è nessuna zona rossa, anzi. Le nostre strutture sono degli stabilimenti sanitari, quindi il controllo è superiore rispetto alle normali strutture alberghiere, e all'interno di ogni struttura ci sono anche dei medici di supporto che fanno la direzione sanitaria. A poca distanza c'è il primo focolaio veneto, Vo Euganeo. 3.000 persone in zone off limits. Chi può esce per una camminata. Stiamo bene, ci facciamo delle lunghe passeggiate. I casi accertati si sono stabilizzati. Qui a Limena il pomeriggio scorre normale, eppure anche questa cittadina è classificata come focolaio con i suoi 7 casi accertati. Qui non c'è nessuna zona rossa, ma i gruppi su WhatsApp hanno trasformato il primo caso su una minore senza sintomi in una psicosi, con tanto di dati riservati diffusi online. Tutto ciò che può essere fatto perché la popolazione sia sicura viene fatto, e un minore positivo non ha nessun tipo di pericolosità sociale.